e il 2018 sarà l'anno in cui entra in attività la nuova finanziaria, anche se la sostanza è sempre la stessa, e poi ci sono delle novità a livello di aperture e di nuovi insediamenti commerciali importanti, per esempio Villa Sor. Sì, allora per quanto riguarda la finanziaria abbiamo letto che appunto ci sarà un aumento, credo 7 miliardi e 7. Purtroppo riscontriamo, come anche l'anno scorso abbiamo riscontrato e abbiamo esternato il disappunto per il commercio, cioè lo 0, quindi dobbiamo cercare di trasmettere a chi prende decisioni che poi andranno a influire sulla vita del commercio che lo 0, assolutamente non è l'importo adatto per tirarci fuori da questa crisi ormai che dura dal 2009. Per quanto riguarda la grande distribuzione, anche lì siamo sorpresi, cioè non comprendiamo come mai viene concessa, viene autorizzata l'apertura della grande distribuzione quando la richiesta non è parametrata all'offerta. Notizia di qualche giorno fa, Villa Sor, 7.000 abitanti, è stata aperta la terza grande distribuzione, cioè alla fine avremo più grandi distribuzioni degli stessi clienti. In Sardegna siamo 1,5 milioni di abitanti, abbiamo un'offerta, ma non solo della grande distribuzione, assolutamente indiscriminata. Quindi non comprendiamo come mai qui si apra se poi non c'è il cliente che va a spendere. Negli ultimi giorni ha preso consistenza una notizia secondo la quale ci sarebbe un accordo tra Cagliari Cruise Port, Autorità di Sistema Portuale, Area Metropolitana di Cagliari e Aeroporto di Cagliari per fare della città capoluogo della Sardegna sede di Onport. A quel punto cambierebbero molte cose. Cambierebbero certamente molte cose. Ci auspichiamo che questo avvenga il più presto possibile perché permetterebbe chiaramente di avere in città un numero di turisti che stazionano un po' di più rispetto al semplice, diciamo, turista che scende dalla nave e sta 2 o 3 ore nel nostro centro, nelle nostre vie. Quindi è molto importante che il turista prima di partire magari soggiorni 1 o 2 giorni a Cagliari e magari alla fine della crociera resti altri 1 o 2 giorni a Cagliari, ma mi ricollego a quello che ho detto prima, quando il turista viene da noi cerchiamo di offrirgli una città viva. Pian piano, e quindi qui mi concentro un po' su Cagliari, le nostre vie stanno perdendo l'occupazione delle serrande, quindi vie con serrande chiuse non è un bel biglietto da visita. Non focalizziamoci solo e esclusivamente sul centro, la via e anche la via commerciale può essere anche quella un attimino lontana dal porto. Cagliari non è solo la zona della marina, del largo, dobbiamo soddisfare un po' tutti gli imprenditori commerciali della città. Anno nuovo, grande attenzione per quello che accadrà a livello politico. Quindi ci saranno nuove elezioni che poi condizioneranno le elezioni regionali tra un anno. Voi vi state preparando a questo momento? No, noi guardiamo intorno, noi cerchiamo di consigliare, il nostro ruolo è quello magari di dare attenzione a determinate situazioni che magari dalla politica non vengono considerate in un certo modo. Noi guardiamo a chi un domani dovrà decidere sulle nostre sorti. Noi avremo bisogno di persone, di personaggi che sanno qual è l'economia reale. Purtroppo negli anni precedenti, o direi forse anche più degli anni precedenti, abbiamo sempre chi deve decidere le nostre sorti ma non sa qual è l'economia reale. Io inviterei molti dei politici che prendono decisioni sulle nostre sorti e magari non hanno la capacità di capire cosa vuol dire aprire la serranda la mattina, per non parlare poi della difficoltà dell'accesso al credito, che è un altro argomento su cui dovremmo magari sederci e dare un nostro parere, perché ripeto, chi non vive la nostra realtà
non può risolvere le nostre problematiche.